settori riuniti oggi a Limena per mettere a punto strategie ed alleanze in difesa del libro e della letteratura. Vediamo. Parte dal Veneto, da un magazzino di libri di Limena, la controffensiva sferrata ai colossi della vendita online. Scrittori, librai, distributori chiamati a raccolta dall'associazione Librai di Confcommercio per mettere a confronto tutti i soggetti della filiera che ha come prodotto ultimo il libro e parlare di sviluppo delle librerie indipendenti, perché le vendite in rete volano, la grande distribuzione scricchiola, ma resistono le librerie fisiche che non si arrendono pur non potendo applicare le politiche di sconto dei colossi, sconto che in Italia è libero. La marginalità prodotta dalla vendita del libro è erosa da un permesso di sconti generalizzati che le librerie di catena e la grande distribuzione può fare in maniera indiscriminata. Noi non lo possiamo fare perché non abbiamo queste possibilità. Insomma, i prezzi che può fare il colosso online non può applicarli il piccolo libraio e a monte sono in difficoltà anche le case editrici. Il nuovo governo penso che dovrebbe darci una mano, dovrebbe dare una mano al tessuto, soprattutto alle librerie indipendenti, attraverso probabilmente una legge più restrittiva, almeno quello che pensiamo noi, dello sconto, perché questo potrebbe agevolare in qualche modo la sopravvivenza non solo delle librerie indipendenti ma di tutto il tessuto editoriale, compresi anche noi editori. Proprio la casa editrice EO ha ritirato il contratto con Amazon, una scelta etica, così la casa l'ha definita, perché per una grande azienda che garantisce molti posti di lavoro precari ci sono tante piccole realtà che vanno in sofferenza e spesso chiudono con posti di lavoro stabili bruciati. In un'Italia che legge sempre meno, meglio stimolare la lettura e i rapporti umani, spiegano Dall'Ali, e convinto di questo anche lo scrittore Mauro Corona. Perché il piacere della lettura è una cosa che salva la vita. Salvare i libri e la lettura, chi propone qualità e luoghi fisici di incontro e confronto. Obiettivo: una concorrenza più leale perché anche le piccole librerie possano avere un futuro.